qualche spiegazione. Vediamo. Fatto questa statua è Benedetto XV, si trova qui come segno di riconoscenza, di gratitudine per l'aiuto che aveva dato a questa gente durante la prima guerra mondiale. Quindi con riconoscenza all'Oriente, e Oriente era il sultano dell'impero ottomano, il Khedive di Egitto, il principe dell'Italia, la comunità ebraica, la c'è sì. Più rappresentativa del vicariato latino di Istanbul. Poi è venuto anche Giovanni Paolo II nel 1979 e qui ha ricevuto la restituzione della visita del patriarca Dimitrios. E infine nel 2006 mi pare, sì, è venuto Benedetto XVI. Dopo quel subbuglio internazionale che era stato causato da alcune frasi estrapolate dalla sua conferenza, dalla sua lezione magistralis all'Università di Ratisbona, ha fatto la visita qui con la preoccupazione di tutto il mondo, eccetera, vediamo come va, è andata benissimo, grazie a Dio. E se la tradizione continua, come ci auguriamo, Papa Francesco intenderà a venire anche lui, speriamo il Signore gli dia salute, ce lo conservi, eccetera. So che è stato da voi a Bologna, quindi mi ha salutato anche in sardo, anche perché il Signore Angelino Beccio lo aveva istruito bene su quello. Tra l'altro il Signore Angelino Beccio è il cugino del mio parroco di Bono, cioè l'ambasciatore del Papa, Angelo Giuseppe Roncalli, ossia il futuro, quello che oggi è San Giovanni XXIII, che insieme con San Giovanni Crisostomo, il cui ritratto potrete poi vedere in quella cappella, è il santo patrono del vicariato di Istanbul. Quando dico vicariato di Istanbul intendo dire una parte della Turchia, una delle 3 circoscrizioni ecclesiastiche in cui si divide la Turchia da un punto di vista della Chiesa. Sotto il vicariato di Istanbul si trova l'arcidiocesi di Smirne, ecco, uno sopra, ecco, tagliamoli così e dividiamo, tutto il resto è vicariato di Anatolia, più di metà della Turchia, dove purtroppo adesso il signor Decimalope è stato ucciso 4 anni fa. Non è stato ancora rimpiazzato, però funge da amministratore apostolico, cioè capo della comunità cattolica latina dell'Anatolia, l'arcivescovo di Smirne, Monsignor Ruggero Franceschini. Il nostro, come dire, questa nostra diocesi è chiamata vicariato, non patriarcato o altro, perché riconosciamo il titolo di patriarca soltanto al patriarca Bartolomeo, noi siamo in casa sua praticamente. In passato c'era stato un vicariato, un patriarcato latino di Costantinopoli, ma era stato un po' una uso, quindi si è pensato bene, il Papa ha pensato bene saggiamente di rimuoverlo. Tutto il pleno del vicariato latino di Istanbul è costituito da ordini religiosi, non c'è neanche un sacerdote diocesano. Ultimamente era stato ordinato un focolarino sacerdote ad Arzacheta. Lui non è santo, però dipende che in origine doveva essere il seminario della cattedrale. Sotto la cattedrale, in corrispondenza di questa superficie, abbiamo una chiesa, un cimitero, dove sono sepolti